Una Torres Corsara ha espugnato lo stadio Frogheri col punteggio di 3-1. I sassaresi hanno sfruttato alcune disattenzioni della Nuorese e beneficiato di un arbitraggio inadeguato. La prima azione della partita è della Torres al secondo minuto con De Martis che va al tiro ma trova pronto Frasca. I rossoblù prendono l'iniziativa mentre la Nuorese si limita a contenere le sfuriate avversarie. Al quinto De Martis si rende pericoloso su punizione costringendo Frasca alla deviazione miracolosa in corner. La replica della Nuorese arriva al decimo con Bianchi che assalta un uomo e pennella un cross per Cappai che non arriva sulla palla per un soffio. La prima svolta della gara arriva al 20°. Tupponi si fa sorprendere da De Martis che lo aggira. Il difensore verdazzurro tenta di recuperare la posizione e tocca il sassarese che vola a terra in aria. Per l'arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta Musto che con un tiro angolatissimo insacca. La Nuorese prova a reagire, ma la Torres al 23° sfiora il raddoppio con Masala che da fuori costringe Frasca alla deviazione in corner. I verdiazzurri replicano al 26° con Alonzi che serve nuovo che da ottima posizione calcia fuori. La Nuorese prende in mano il pallino del gioco e al 32° trova il pareggio. Lancio in profondità dalle retrovie di Bianchi per Nuovo che con un pallonetto salta a Fadda. Biondi salva sulla linea e Alonzi insacca. Ma a tempo scaduto arriva il gol della Torres con De Martis che su punizione da 35 metri sorprende il portiere verde-azzurro. Nella ripresa al secondo minuto si verifica un episodio che potrebbe cambiare la gara. Caffiero colpisce Nuovo a palla lontana. La Nuorese protesta, l'arbitro fa finta di niente. L'unica conseguenza del brutto episodio è l'espulsione del tecnico verde-azzurro. Al 10° la Torres ci prova con Scotto lanciato da Casini, ma l'attaccante calcia alto. Al 16° la Nuorese rimane in 10 per l'espulsione di Bagaglini. Nonostante l'impegno, i verdiazzurri non riescono però a rendersi pericolosi e si espongono al contropiede, come al 38° quando Frasca blocca Musto lanciato a rete. La Nuorese spreca l'occasione del 2-2 al 39° con Pugedu che servita da Cadau calcia fuori. Al 42° la Torres con Musto segna il 3-1 che spegne i sogni di rimonta della Nuorese.